Per il secondo anno consecutivo a Valdobbiadene si parla di innovazione scolastica, festival nazionale quest'anno dell'innovazione scolastica, tante scuole da tutta Italia, un grande orgoglio per la nostra comunità. Sì, deve essere un grande orgoglio. Già l'anno scorso io avevo insistito per fare il salto sul nazionale. C'è una grandissima voglia di raccontarsi nel paese e d'altra parte l'autonomia, che è la parte più chiara, più identitaria della nostra scuola, ha bisogno di raccontarsi e Valdobbiadene è esattamente questo luogo. Quest'anno si ripartirà con l'anno scolastico, i ragazzi non avranno la mascherina, più sicurezza, il Covid ovviamente non è stato allontanato, però si guarda con più speranza quest'anno. Innanzitutto quest'anno come l'anno scorso noi avremo tutti i nostri docenti nel momento in cui si parte. Lo avremo e avremo docenti che finalmente potranno vedere con gioia tutti i loro ragazzi a viso aperto. Questo non vuol dire che non bisogna essere attenti o che bisogna essere leggeri. No, saremo tutti attentissimi come sempre, ma con quella responsabilità che è propria delle nostre comunità. Da Valdobbiadene anche un messaggio di speranza per tutta Italia, perché l'innovazione parte dalla periferia. Valdobbiadene è un segno importante di un paese che ha tante comunità locali che non si vogliono sentire periferia. Valdobbiadene ha dimostrato che con questo festival ha riconquistato la centralità. Tra poco le elezioni, si parla poco però nei programmi politici di scuola, ecco, un auspicio anche affinché tutti i futuri amministratori, i futuri governanti si occupino anche dei nostri ragazzi. Assolutamente importantissimo, tra l'altro la scuola sta al centro del programma di questo governo, del governo Draghi, e riteniamo che di tutti quanti i governi la scuola debba essere il centro, perché di fatto si fa politica per le prossime generazioni e quindi mi auguro che diventi un tema importantissimo nelle prossime settimane, se ne parli sempre di più a partire appunto da questo momento così importante, di questo confronto a Valdobbiadene che diventa al centro della scuola in queste giornate così importanti. Sì, siamo molto onorati di questa presenza, che è accompagnata dalla presenza di più di 150 rappresentanti di scuole in Italia provenienti da 17 regioni. Questo testimonia il fatto che nella scuola italiana c'è una grande passione e una grande voglia di rinnovare e che l'innovazione non verrà probabilmente da grandi riforme, ma verrà dal basso, da professori, docenti e dirigenti che cominciano a rinnovare la scuola. Io credo di poter dire che questo all'interno del nostro mandato di 8 anni è forse la cosa più bella e gratificante che abbiamo fatto, agganciandoci alla spinta propulsiva delle scuole di Valdobbiadene, la DF, l'Isis Verdi, il comprensivo. L'anno scorso avevamo fatto una promessa alla conclusione dei lavori del festival dell'anno scorso. Avremmo coinvolto e invitato i sindaci e le amministrazioni comunali di quei comuni nei quali hanno sede le scuole, finaliste invitate a presentare i loro progetti. Abbiamo mantenuto fede a questa promessa anche grazie al sostegno della Regione del Veneto. E devo dire che la risposta da parte delle amministrazioni comunali da tutta Italia, da Catanzaro a Milano, insomma da tutta Italia, è stata immediata, positiva. Alcuni non sono riusciti a venire per impegni, ma chi ha potuto è venuto. Anche le amministrazioni della provincia di Treviso, vedo qui molti amici sindaci che hanno voluto testimoniare il loro interesse al tema, all'argomento e la loro vicinanza. Siamo sulla strada giusta. Io credo che il confronto tra amministrazioni locali, seguendo quello che è il confronto tra le scuole d'Italia promosse, questo confronto promosso dalle scuole di Valdobbiadene, credo che ci farà fare una bella e lunga strada assieme.